L'associazione Consumer, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Di Miceli, esprime forte preoccupazione per il diffondersi di notizie che anche in tema di diritti dei consumatori stanno circolando in questi giorni sull'emergenza generata dal Covid-19. Stiamo assistendo, afferma Di Miceli, al proliferare di proclami e decaloghi su diritti, promesse di battaglie per diritti ai consumatori che stanno acutizzando psicosi e influenzando il modello di comportamento e consumo dei cittadini italiani, con il rischio di creare danni totalmente ingiustificati dall'emergenza sanitaria. È importante quindi attenersi alle sole indicazioni ufficiali provenienti da fonti istituzionali. Si invitano pertanto i consumatori a diffidare da proposte o notizie che non giungono da fonti ufficiali, a denunciare ogni tentativo di approfittamento e abuso che si cerchi di giustificare con l'emergenza sanitaria. Si ricorda altresì che non sussistono nessuna causa che allo stato attuale possa derogare obblighi a cui i consumatori sono tenuti, né al rispetto delle regole del diritto e del buonsenso che regolano una società civile. Si ricorda l'invito ad attenersi alle prescrizioni di igiene e prevenzione sanitaria e a valutare con ponderazione anche le scelte legate all'acquisto di prodotti che, in assenza di un reale stato di emergenza, rischiano semplicemente di produrre aggravi economici e sprechi. Consumer chiede al contempo al governo di fornire indicazioni univoche attraverso i canali ufficiali e istituzionali e nell'interesse comune, evitare che siano diffuse notizie a mezzo stampa che non siano oggetto di sicuro intervento legislativo. Consumer conclude dicendo: plaudiamo all'impegno messo in campo da tutto il personale medico e sanitario che sta affrontando l'emergenza con una grande professionalità e dedizione personale, il vero segnale di un paese che può e deve superare la crisi senza isterismi ma con fermezza e coesione. Buongiorno, oggi vogliamo intervenire come Associazione dei Consumatori per esprimere una forte preoccupazione per il diffondersi di notizie che anche in tema di diritti dei consumatori stanno circolando in questi giorni sull'emergenza generata da quello che è il coronavirus che tutti conosciamo. Bene, è importante attenersi a quelle che sono le indicazioni ufficiali provenienti da fonti istituzionali anche in caso di viaggi organizzati. In particolar modo si precisa che allo stato attuale, eccetto che nei casi in cui con appositi interventi normativi nelle prossime ore vengano dettate regole in ragione allo stato d'emergenza, non esistono diritti straordinari al rimborso o deroghe agli obblighi di cui i consumatori sono tenuti. È altresì importante prestare attenzione che i diritti legati alla trasparenza dei prezzi, alla sussistenza delle garanzie sui beni ed ogni altra prerogativa prevista dalla legge sia assicurata. Il coronavirus, ricordiamo, non deroga il codice del consumo e nemmeno le regole vigenti nel nostro ordinamento, salvo ulteriori, ripetiamo, provvedimenti che allo stato attuale non ci sono. Quindi invitiamo i nostri consumatori, i nostri iscritti ad attenersi a quelle che sono le realtà istituzionali e giuridiche e senza lasciarsi trascinare dalla propria emozione, dalle proprie sensazioni, perché potrebbero riceverne un danno senza alcuna possibilità di tutela.